castello di Roncade. Siamo a Quarto del Tino. Costeggiando il Sile dopo Quarto del Tino, direzione Porte Grandi. Questi sono quei pezzi di strada che sembrano interminabili. Io questa strada è la prima volta che la faccio e sinceramente non ho idea di dove porta. Adesso lo scopriremo, vediamo. Quello che stiamo facendo si chiama Percorso della Memoria. Siamo a un passo dalla laguna ed è molto bello da fare. È la prima volta che lo faccio, però proprio un senso di relax assoluto. Meraviglioso sto percorso, un po' troppi moscerini, ma è meraviglioso. Natura, fauna, campagna, meglio di così non si può. Che colori della primavera, la riva dell'Argine gialla, l'albero in fiore, bellissimo. Qui c'è un ponte che mi sa che è chiuso, però adesso lo scopriremo. Guardate che bei canali qua. Lì c'è un'idrovora, il ponte comunque era chiuso, quindi non si può attraversare e niente, proseguiamo con l'itinerario. Ci voglio far vedere anche questo scorcio che è meraviglioso da vedere. Guardate che spettacolo qua, bellissimo, davvero molto bello e suggestivo. Che bello questo tratto, veramente bello. Guarda che colori, viola, il giallo di questi fiori, è veramente bello qua. Cioè non pensavo meritasse così molto questo percorso. Qua il peccato è che, essendo nelle vicinanze dell'aeroporto di Venezia, non posso neanche dronare, quindi che sicuramente dal drone offrirebbe un punto di vista ancora migliore di quello che della GoPro al momento. Qua c'è una bella discesa. E anche qui, lungo questo percorso, i ricordi di tempi lontani di queste vecchie cascine che erano aziende agricole, tempi che credo non torneranno più. E qui dovrebbe terminare questo bellissimo tratto ciclabile che abbiamo appena fatto. Purtroppo ora si ritorna, credo, nell'asfalto. Vediamo come prosegue il percorso qui. Abbiamo appena lasciato il Tino con i resti romani e qui un altro bel panorama. Vi consiglio davvero di fare questo giro perché merita molto, è veramente molto bello, un full immersion nella natura e nella storia, quindi è la prima volta, ripeto, che lo faccio, ma credo che lo rifarò ancora con Riccardo magari, e quindi approvatissimo come giro, molto ben segnalato, il fondo stradale è molto ben tenuto, quindi merita pienamente, promosso a pieni voti. Che bello con tutti sti fiori e che profumo.
dovremo giungere in quel di Caposile, dove mi fermerò e farò un po' di pausa pranzo. Anche qui il paesaggio è meraviglioso da vedere, e dall'altra parte abbiamo gente che sta andando al mare bloccata in coda. Poveri. Che spettacolo! Oh, ma neanche la mezza. L'unico aspetto negativo di questo giro è che durante il percorso vi è la totale assenza di fontanelle pubbliche, quindi non c'è il modo di fornirsi di acqua gratuitamente, bisogna per forza usufruire di chioschetti presenti, però un po' qualche fontanella pubblica ogni tot chilometri non sarebbe neanche una cattiva idea, specialmente col caldo che fa. Io 2 litri li ho finiti, che si suda molto oggi, quindi servirebbero, ma non solo per me, per tutti gli utenti di queste piste ciclabili. Oggi la variante non la faccio perché a cercare di faticare il meno possibile dal momento che non ho più acqua, quindi faccio questa qua normale. La prossima fontana pubblica è a 90. Siamo addirittura d'arrivo a Fossata di Piave, il mio rifornimento d'acqua è sempre più vicino, non vedo l'ora. Adesso attraverseremo il ponte di Barche e andremo in direzione 90, dai che il rifornimento d'acqua è oltre il Piave. Farvi vedere il panorama qua, guardate che bello, anche i colori dell'acqua stessi sono meravigliosi. Siamo sopra il ponte dell'autostrada, siamo quasi ufficialmente a Montclair e tra un po' arriverò a destinazione.